E qua un video di Panna. Ti ho vista. Qua c'era ancora solo lei. Panna, ti sei attaccato all'unghia, sì? Dammelo a me. Ecco. Vero parti? Trippa. Trippa. Ciao. E un piccolo Pepe. Chi è con me da quell'anno? C'è qualcuno tra di voi? Vediamo se c'è qualche video un po' più lungo. Pepe. Pepe, scendi subito. Bravo. Qui era già un po' più grandino. Vediamo questo. Ah, è sempre quello. Ah, è sempre quello. Sì, che poi salta su. C'è questo. Questo. Pepe. Pepe. È come adesso praticamente. Pepe. Su. Che matto. Poveretto. Era un pazzo. Come adesso può. Pepe. E con Panna sul letto. Mossa di karate o Jojo, no karate, wrestling faceva. Piano piano per Panna. non farsi sentire. Panna, Pepe. Dietro, dietro, girati. Non di là. Non c'è il video dove salta addosso a Panna. Qua gioca. Vabbè. Panna.
Vediamo se viene fuori una mossa di wrestling. No. Sono stanco, voglio giocare. Tutte ce le aveva. Ecco, poff. Panna infastidita al massimo. Da notare la muffa che c'era in camera all'epoca. Lui la studiava in tutto. Pipì. Panna. Ah, povera Panna, che pazienza. Ora. Ah, ecco cosa dovevo fare. Sono dimenticata. Allora, ieri in giornata vi avevo detto che stavo... Sì, vi ho fatto vedere qualche video vecchio, ecco, qualcosina di vecchio, perfetto. Aspettate che mi siedo, mi devo sedere. Ho la testa che scoppia, devo prendere un occhio, infatti sto mangiando dei crackers per poi prendere l'occhio, perché ho la testa che è una roba allucinante. Dovevo prenderlo già stamattina, poi sono uscita di casa, mi sono dimenticata e quindi sono rimasta col mal di testa. Vabbè, comunque, ieri appunto stavo facendo quel lavoro là, pomeriggio anche ero qui incantata a guardare sti video. A un certo punto inizio a avere un mal di pancia, inizio a avere i crampi. Ho detto no, speriamo siano giusto così. Dopo un po' sono venuta a correre in bagno, sono stata malissimo. Dopo i crampi, dopo il mal di pancia nausea. Mamma mia, che roba. Allora, o io non lo so che cosa sia, perché ultimamente mi accade spesso. Non sono incinta. Lo dico già perché subito no. O è l'acqua del rubinetto, che c'è qualcosa che non va, ma mi stanno venendo dei dubbi adesso perché non è la prima volta, mi accade molto spesso ultimamente e quindi non lo so, mi era successo la settimana scorsa, lunedì scorso, esattamente lunedì scorso, una settimana dopo mi è risuccessa sta cosa, ho avuto una nausea incredibile e stamattina avevo ancora un po' di nausea, poi alla fine ho fatto colazione normalmente, mi sono bevuta un tè caldo, anche adesso ho il tè di là, e anche se il tè non mi fa bene per la vescica, quindi devo stare attenta a non esagerare, però non ci metto zucchero, non ci metto niente, speriamo bene, perché il tè infiamma la vescica in realtà. Sarebbe più adatta alla camomilla. Questa è la situazione, continuo a stare male di tanto in tanto. Ho il mio stomaco che ha qualcosa che non va, ma no, perché è partito dall'intestino e poi è andato allo stomaco, quindi a me sta nausea mi distrugge proprio. Comunque stamattina... Bue! Bue! Sta staccando tutto di là. Stamattina sono uscita con mio papà, che siamo andati a buttare della roba che avevamo accumulato, ho buttato il tiragraffi, ho buttato il mobile, ho buttato la botte, delle robe che aveva e poi roba che aveva lui su a casa, insomma. Quindi siamo andati a buttare un po' di roba e ho incontrato l'ingegnere che non vedevo da maggio, da maggio, e ho incontrato lui. Sono stata contenta di vederlo. Sì, perché comunque era piacevole fare due chiacchiere con lui ogni volta, ogni settimana. Vabbè, comunque, boh, abbiamo fatto quel lavoro, poi mi ha aiutato a fare un altro lavoretto qua a casa e pomeriggio ho già avvisato Franz, dobbiamo pulire il camino perché è una bellissima giornata, bisogna approfittare assolutamente perché poi i prossimi giorni hanno previsto anche un po' di pioggia forse. Quindi dobbiamo approfittare, io ho detto guarda, visto che è una bella giornata, so che devi far legna, ma secondo me è meglio che facciamo sto lavoro così ce lo togliamo. E quindi pomeriggio programma, pulizia, camino, tubi, stufa. Tutto quello schifo perché la casa si ridurrà a un cesso. Cosa c'è? Cosa c'è? Patato? Dai! Io ho la roba per il camino.
Io un giro sul tetto me lo farei oggi, a fare qualche foto dall'alto. A me piace andare su in alto. Dai, vieni. Prova. Prova a entrare. Poi non ti tengo in casa, però se vuoi provare. No, ma lui non si fida. Lui vuole che io stia di fuori con lui, ma io ho da fare in casa. E ogni volta gratta qui, cioè l'ha distrutto, sto a fare, infatti ne ho comprati di nuovi. Gratta questo ogni volta, perché vuole che io esca. Per fortuna non gratta il legno, ma gratta quello. Bello. Vieni. Vieni. Ma io vado dentro. Pulizia della stufa, del camino, eccetera. Cosa fondamentale, tappare sia quella porticina là che quella del camino, che quello lassù del tubo, perché viene fuori tutto. Come facevamo a fare fuoco non ne ho idea, guardate perché, cioè, è piena. Cosa utilizzo io per pulire questo? Questo qui. Questo è perfetto per pulire qua dentro, che poi bisogna pulire qua dentro, togliere queste e pulire anche queste, pulire qua dentro e anche qua dentro, qua sotto, che però non mi ricordo come cavolo si fa a togliere questa. Sì, ci sono le viti, ma non mi ricordo, comunque questo forno è da pulire perché è un po' sporco. Sì, ce n'è un po' di roba, dai. Però per togliere le piastre aspetto che... aspetto, dovrebbe venire mio papà, perché questo tubo qua, questo pezzo, non si stacca da questo qua, purtroppo. È troppo ben incastrato ed è un problema. Vabbè, il resto invece è qua. Qui ho già preparato l'asciugamano per appoggiare le piastre. E via. Quindi questo è il prima. Vi farò vedere il dopo, sì, ma non so quando. Uno dei lavori che odio di più in assoluto fare è questo, la pulizia del camino, tubi e stufa. Per me è un incubo ogni volta, davvero un incubo. Perché poi tra l'altro sempre quando c'è vento, cioè, vabbè, bisogna farlo comunque, quindi ok. Che così a settembre siamo tranquilli che questo lavoro è fatto. Se abbiamo bisogno di far fuoco si può fare fuoco, perché adesso come adesso lì far fuoco non tira perché è veramente sporco. Il camino non so, però la stufa è tanto sporca, quella sì. Comunque è un lavoro che bisogna fare, e su questo non c'è dubbio. Adesso attacco l'aspiratore e inizio ad aspirare un po' la stufa, quello che riesco a fare. Questa è una cosa che non vi ho mai fatto vedere. Se riesco adesso vi piazzo qua e vi faccio vedere lo schifo. Se riesco, pronti partenza, via. Non era tanto sporco.
Comunque, ho dato una pulita qua per terra, se no tiravamo in giro sporco. Ho dato una passata un po' al muro, ma tanto è da pitturare. Devo togliere la resina che c'è lì, la resina che c'è per terra, tutte ste macchiette, è tutta resina. Adesso ho tagliato la fettuccia nuova di misura, è un po' più lunga, ma aspetto a metterla perché ho bisogno di qualcuno che mi metta, che appoggi sopra la piastra, perché sennò questa qua se si muove cade giù. Queste fettucce qua sono odiose. Comunque, dopo la taglio di misura giusta. Qui c'è un'altra fettuccia, sto aspettando mio papà che arrivi col pezzo che va qua, che ha dovuto saldare dei pezzi e che uno si era disaldato proprio, si era spaccato, ma forse la saldatura non era stata fatta benissimo, non da lui, da un'altra persona. E niente, quindi adesso mi tocca aspettare lui e poi ne approfitto e montiamo subito anche i tubi, e per imbiancare girerò attorno, è l'unica soluzione, ma preferisco avere già sui tubi. Fosse stata inizio estate sarei stata anche senza tubi, ma adesso preferisco già averli su, che se c'è bisogno di far fuoco. Quindi attendo che arrivi lui e concludiamo questo lavoro. Qua poi c'è da pulire il forno internamente, da pulire un po' con lo sgrassatore, pulire tutto fuori, ma lo farò magari domani. Oggi vorrei concludere questo lavoro qua, i tubi, e poi vorrei dare una lavata al pavimento abbastanza veloce, perché è tutto nero, e basta. Per oggi io direi di concludere così la giornata, perché sono le 17:44. Fare questo lavoro è eterno, perché poi ci sono sempre degli imprevisti, sempre, ogni anno ci sono degli imprevisti con la stufa, con i tubi, con qualsiasi cosa, e quindi ogni anno è sempre un casino. Qua c'è Pepe disperato di qua che piange, ma non posso farlo andare di là, se no si sporca tutte le zampe. Poi darò una passata anche qua fuori perché è un disastro, è indecente sta terrazza, cioè così sporca, sì, è già stata così sporca, ma ultimamente no, perché la passo tutti i giorni con l'aspirapolvere, anche 2 volte al giorno, per poter uscire con le ciabatte. Adesso mi faccio un caffè latte, in realtà no, avena e caffè, perché latte non ne ho. Avena e caffè e via, faccio merenda così.